I carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato per estorsione aggravata Giuseppe Fulco, quarantenne di Scilla. La vicenda si riferisce ai lavori di consolidamento dei costoni rocciosi eseguiti per conto dell'ANAS sulla strada statale 18, nel tratto compreso tra il centro abitato di Scilla e la frazione Favazzina. Fulco avrebbe chiesto a un imprenditore circa il 3% dell'importo dei lavori, pari a 6.000 euro. I sindaci dei comuni del Savuto si sono incatenati davanti all'ex pronto soccorso dell'ospedale di Rogliano. La protesta è stata decisa al termine di un'assemblea indetta dal sindaco della cittadina Giuseppe Gallo contro il decreto di chiusura e di riconversione del presidio in centro di assistenza primaria territoriale. Una condanna a 10 mesi di reclusione e 23 rinvii a giudizio sono stati decisi dal GIP del Tribunale di Catanzaro per l'inchiesta Poseidone sugli illeciti della gestione della depurazione in Calabria. La condanna è stata inflitta a Giovanni Angotti, assolto Domenico Sodaro. Tra i 23 indagati rinviati a giudizio c'è l'ex presidente della Regione Calabria Giuseppe Chiaravalloti. Questa mattina in piazza 11 settembre a Cosenza la staffetta delle donne di Italia dei Valori che si snoda attraverso le regioni italiane da nord a sud in modo da creare sul territorio una catena di persone unite da un unico scopo, far camminare le idee. L'obiettivo, unire l'Italia che vuole cambiare e decidere il proprio futuro attraverso i referendum. La coordinatrice regionale donne della Basilicata, Brunella Massenzio, ha consegnato lo striscione alla coordinatrice regionale donne della Calabria, Maria Antonietta De Fazio, che il giorno dopo lo porterà a Messina per consegnarlo alla coordinatrice donne della Sicilia.